Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, il progetto Rural Social Act. Educazione ambientale, un progetto per 500 studenti. Cantina Ramuscello aumenta la capacità di stoccaggio. Casarsa, 15 premi in un anno per la cantina La Delizia. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Cooperativa Phoenix si occupa di anziani autosufficienti, quindi offre un servizio residenziale per anziani autosufficienti sul territorio. Qui siamo a Roveredo in Piano, ma opera anche nei dintorni, Pordenone, Aviano e anche fuori regione. I nostri servizi riguardano la residenzialità dell'ospite nelle nostre strutture sulle 24 ore e noi ci occupiamo di garantire la massima assistenza e l'organizzazione della giornata delle persone che si rivolgono a noi. La pandemia che ha colpito tutti, insomma, in questo periodo è stata molto pesante per gli anziani. Per noi operatori è stato proprio uno stress test il Covid, perché ci ha messo di fronte alla difficoltà di avere una relazione normale come avevamo da prima, insomma, con gli nostri ospiti, e non solo, ci ha imposto di doverlo spiegare a loro, che si sono trovati dalla sera alla mattina a interrompere le relazioni con l'esterno. Addirittura noi come cooperativa abbiamo deciso di chiudere le strutture una settimana prima dell'ordinanza dell'anno scorso, il 4 marzo, quindi già a febbraio avevamo attuato tutte le misure di prevenzione chiudendo le strutture. Successivamente, come tutti, abbiamo adottato tutte le misure necessarie per la protezione, quindi sia noi che gli ospiti. Perciò sono state adottati DPI, quindi mascherine, visiere e quant'altro in struttura. L'evoluzione del periodo più difficile, ovvero quello dell'anno scorso, si è poi fortunatamente risolta, perché grazie alla possibilità di avere gruppi limitati all'interno delle nostre comunità, quindi non più di 10 persone, 8-10 persone, ha permesso sia agli operatori che agli ospiti stessi di un attimino riequilibrarsi, e quindi utilizzando le risorse che avevamo, le risorse interne, perché logicamente tutti i partner esterni sono stati esclusi dalla vita in comunità, siamo riusciti in qualche modo a ripartire, creando più che altro a me piace dire uno slow care, cioè dando importanza al tempo che avevamo in struttura, perché non potendo più uscire, far entrare persone o volontari o tutti i partner che utilizzavamo per le attività esterne, abbiamo dovuto concentrarci su ciò che noi potevamo fare per loro, ed è stata una cosa molto bella. Abbiamo potuto guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi affrontare la cosa in maniera più positiva possibile. Abbiamo anche imparato da questo periodo, cercando la positività, permettendo non solo agli ospiti di viverla in maniera più semplice possibile, perché abbiamo potuto, anche grazie allo spazio esterno, permettere agli ospiti una piccola finestra di normalità, concedendogli i saluti piuttosto che le visite ai propri cari, agli amici, al di fuori, quindi non solamente da un vetro, quindi fuori dalla finestra, bensì utilizzando il giardino, lo spazio esterno, quindi attraverso i terrazzi piuttosto che attraverso proprio il gazebo o gli spazi aperti. Infatti, a parte tutta la pandemia che sta ancora comunque continuando, abbiamo concesso una piccola finestra temporale in estate per permettere questi incontri anche
A livello fisico, quindi utilizzando tutti i DPI obbligatori più la distanza di sicurezza, abbiamo concesso il giardino e quindi gli ospiti hanno potuto interagire anche con le proprie famiglie. Questo è stato molto positivo, è stato proprio un respiro che ha permesso di continuare ad affrontare il periodo, perché poi la terza ondata, ovvero più o meno prima di Natale, insomma, è stato nuovamente tragico. E quindi tutte le attività che abbiamo potuto offrire, perché ovviamente offrendo un servizio assistenziale siamo perfettamente consci dell'importanza del gesto assistenziale vero e proprio verso le persone, quindi era importante che noi intervenissimo per garantirgli la possibilità di fare qualcosa malgrado tutto fosse fermo. Utilizzando le risorse interne della cooperativa, quindi sfruttando le nostre potenzialità, abbiamo garantito per tutto il periodo l'attività motoria, che abbiamo intercalato con piccole attività ludico-creative a seconda di quanto gli ospiti poi chiedevano. Quella è stata la cosa bella e positiva, perché abbiamo potuto fermarci anche ad ascoltare in maniera proprio profonda i desideri, desiderata di tutti e anche applicarli, insomma, anche poterli sviluppare insieme a loro. Cosa che normalmente succedeva, però in una frenesia, diciamo, quotidiana che portava a un succedersi di vari eventi, magari piuttosto che attività. Invece in questo modo siamo stati proprio noi e loro. Quindi questa è stata la cosa bella e positiva che siamo riusciti a portare avanti in tutte le nostre strutture. Per esempio a Viano, che è stata aperta da poco, è stata affrontata l'apertura di una struttura in piena pandemia, malgrado la difficoltà ha avuto comunque un ottimo riscontro, perché comunque bisogna pensare che l'anziano che si approccia al nostro mondo, quindi che decide di entrare in un ambiente protetto come la struttura casa famiglia, quindi anziani autosufficienti che soffrono necessariamente, vengono qui perché soffrono la solitudine nei loro luoghi, e in pandemia hanno sofferto molto più di quello che potevano soffrire prima, quindi l'isolamento è stato non solo fisiologico ma anche obbligatorio. Quindi aprire una struttura in questo periodo è stata una sfida che abbiamo affrontato con vero piacere e abbiamo anche vinto, insomma, quindi siamo molto contenti di questo. Confcooperative FVG e l'Associazione regionale delle BCC hanno lanciato un nuovo progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole della regione, un progetto particolarmente dedicato alle classi quinte delle scuole primarie e alle terze classi delle scuole secondarie di primo grado. A pochi giorni dall'annuncio sono già 26 gli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa in tutto il Friuli Venezia Giulia. Contiamo di raggiungere più di 500 studenti grazie all'attività del nostro ufficio educazione cooperativa, il quale da oltre 15 anni entra nelle scuole del Friuli Venezia Giulia sviluppando diverse iniziative per la promozione della cultura del risparmio, della cittadinanza attiva e consapevole. Nei primi 10 mesi del 2022 le nostre attività hanno già complessivamente raggiunto 3.900 studenti in 215 classi di 50 scuole diverse. Numeri che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, racconta Nicola Gallois, segretario generale di Confcooperative FVG. La necessità di promuovere strategie e interventi mirati allo sviluppo sostenibile per favorire un'armonizzazione tra crescita economica, partecipazione sociale, protezione dell'ambiente e tutela della salute rappresenta una priorità ormai largamente condivisa, aggiunge Luca Occhialini, presidente dell'Associazione regionale delle BCC, nell'ambito del quale il credito cooperativo vuole fare la sua parte, promuovendo la diffusione capillare dell'educazione ambientale. La cantina produttori di Ramuscello ha incrementato di ulteriori 20.000 ettolitri la capacità di lavorazione e stoccaggio. La cooperativa, conferma il presidente Gianluca Trevisan, ha inoltre incrementato il fatturato con una crescita di oltre il 30%, prevedendo per la prossima vendemmia un ulteriore incremento sia nei conferimenti di uva che nel numero di soci.
Questo ci impegna ad ulteriori investimenti con un considerevole aumento della capacità di stoccaggio, un potenziamento delle attrezzature per la vinificazione, l'incremento dell'autoproduzione energetica passando da 60 a 280 kWh e la costruzione di un moderno impianto di depurazione con il recupero totale dell'acqua di scarico per utilizzarla sia nel lavaggio degli atomizzatori che delle macchine vendemmiatrici dei nostri associati. Durante la vendemmia 2022 la cooperativa ha gestito oltre 130.000 quintali di uva conferita, in crescita del 25% sul 2021. 159 i soci che conducono 800 ettari di vigneto. Sono 15 i premi che la cantina cooperativa La Delizia di Casarsa, in provincia di Pordenone, ha ricevuto nel 2022 nei più prestigiosi concorsi enologici nazionali e internazionali. Premi nei quali la cantina ha visto riconoscere il valore e l'eccellenza dei suoi spumanti, un exploit che si unisce agli altri 12 premi raggiunti nel 2020 e 2021 e all'aumento delle vendite. Tutti risultati che confermano la qualità delle bollicine della cantina di Casarsa della Delizia e valorizzano il loro apprezzamento sui mercati sia in Italia che all'estero. Il valore aggiunto di questi riconoscimenti, ha dichiarato il presidente della Delizia, Flavio Bellomo, è che arrivano da concorsi in cui la giuria è composta da autorevoli esperti e professionisti del mondo del vino. Non solo quindi per quanto riguarda gli aspetti legati al consumo e al suo appeal, valutati da sommelier ed enologi, ma anche da imprenditori del wine business che sanno ben premiare il valore di un prodotto di qualità e il suo potenziale sul mercato. Con questi premi ci confermiamo tra gli elementi di punta del comparto vinicolo del Friuli Venezia Giulia e con i progetti che stiamo sviluppando all'interno di un globale approccio alla produzione improntata sui valori della sostenibilità ambientale, economica e sociale, guardiamo al futuro con fiducia. Siamo orgogliosi delle nostre bollicine e della passione che ogni giorno staff e soci mettono nel loro lavoro. Salve a tutti, lo sfruttamento lavorativo è una brutta condizione dalla quale si può uscire. Serve inclusione, servono opportunità reali di proposte. Di questo parliamo oggi con Tobia Anese della cooperativa Il Piccolo Principe che ci racconta una vera opportunità concreta. Tobia Anese, perché la cooperativa Piccolo Principe ha aderito al progetto Rural Social Act dedicato alla lotta allo sfruttamento lavorativo? La cooperativa Il Piccolo Principe vive in questo territorio ed è attenta alle esigenze, alle problematiche, ai bisogni di questo territorio, in più lavora in settori dove sono presenti fenomeni di sfruttamento e caporalato, anche l'agricoltura, quindi per questo ha aderito al progetto con l'intenzione di mappare questo territorio e capire appunto quante persone vivevano questo tipo di problematiche. Mi pare che per una delle ipotesi di sottrarre queste persone dallo sfruttamento è includere, come si dice. Quindi possiamo dire che questa operazione di inclusione che anche voi avete fatto, che poi ci racconterai, è una forma di lotta diretta al caporalato? Certamente, grazie anche a questo progetto e ad altri progetti paralleli, possiamo dire che dando delle occasioni di formazione, di inserimento nel territorio, anche dal punto di vista lavorativo, queste persone possono rinascere, possono avere occasioni di confronto, di socialità e di formazione di competenze importanti per poi entrare nel mondo del lavoro o in cooperativa o anche in altre aziende del territorio. E anche su questo abbiamo visto degli ottimi risultati. Ecco, infatti mi pare che su questi temi che hai appena accennato il Piccolo Principe si sia impegnata in prima persona. Sì, il Piccolo Principe da tempo nel settore dell'agricoltura sta investendo molto e soprattutto per persone svantaggiate o persone provenienti da altri paesi extracomunitari cerca di dare delle risposte concrete, soprattutto attraverso l'integrazione lavorativa con dei percorsi che arrivano poi all'assunzione di queste persone. Quindi anche grazie a questo progetto siamo riusciti a dare risposta con contratti di lavoro per 12 persone assunte sia nell'agricoltura ma anche nel nostro laboratorio meccanico piuttosto che nei distributori di caffè e di snack del commercio ecosolidale. Quindi una risposta concreta in 12 mesi di progetto, insomma.
Ecco, proprio dalle parole ai fatti, no? Potremmo dire. Dunque ti chiederei di approfondire questo aspetto, cioè raccontare a chi ci guarda quali e quante persone a rischio sono state coinvolte e integrate complessivamente in questo progetto che sta andando avanti forse da più di un anno. In questo progetto abbiamo intercettato circa 35 beneficiari provenienti da 15 paesi extraeuropei e alcuni di questi sono in attesa poi di riconoscimento dell'asilo politico, eccetera, e attraverso delle azioni di formazione, l'occupabilità e a percorsi di inserimento lavorativo siamo riusciti, grazie anche alla rete delle aziende agricole del territorio, a coinvolgere più aziende rispetto a quelle del passato, quindi a raggiungere quasi una cinquantina di aziende. Abbiamo potuto dare proprio un contratto di lavoro formando delle squadre di terzisti agricoli, soprattutto nel settore vitivinicolo, nella potatura e nella stracciatura, per circa coinvolto un totale di 20 persone che lavorano nel territorio, negli appezzamenti, nelle vigne di alcuni soci, delle cantine anche sociali di questo territorio, e quindi hanno permesso di favorire anche la manodopera e la risposta a aziende private che non trovavano abbastanza personale per compiere delle azioni manuali nei campi. Questo ha dato chiaramente una ricchezza anche a loro e un impatto nel territorio significativo, visto anche il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio, dell'azienda sanitaria, quindi il servizio anche di psichiatria, di disabilità, eccetera, perché alcune di queste persone hanno anche delle patologie, delle difficoltà, e quindi ha permesso a queste persone di essere più autonome nella loro vita e di non aver bisogno di assistenza e di strumenti anche medici, di visite, di farmaci, eccetera. Quindi un impatto importante, ecco. Grazie a questo progetto del Family Social Rural Act abbiamo potuto dare una risposta e sottrarre a dei rischi peggiori di sfruttamento, di caporalato, queste persone che in questo momento possono fare delle scelte tra essere assunti da aziende che sfruttano o da aziende invece che seguono le regole e le leggi presenti all'interno del nostro territorio, insomma. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. È con piacere e con orgoglio che posso dire che l'Istituto di Vigilanza e Sorveglianza Diurna Notturna nasce nel 1945, è una delle più antiche quindi del territorio nazionale, e con orgoglio posso dire che è una delle più grandi della regione Friuli Venezia Giulia. Contiamo circa 250 dipendenti. Operiamo da allora all'interno delle strutture portuali, allora magazzini generali storicamente, oggi ente porto, autorità portuale. Operiamo con l'articolo 134 del TUPS che prevede gli istituti di vigilanza, quindi guardie giurate armate. Siamo nel mercato di Trieste, Gorizia e Udine per il nostro settore. Le nostre attività sono quelle previste dal TUPS, quindi piantonamenti, servizi ispettivi, impianti, progettazione impianti di qualsiasi tipo di sistema di anti-intrusione di videosorveglianza, come ho già detto in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Possiamo dire che la nostra specificità è quella delle strutture portuali, perché nasciamo all'interno del porto e siamo maturati in questa specialità, e possiamo dire che in tutto il territorio nazionale è l'unico istituto di vigilanza in grado di poter dare un servizio di security all'interno delle strutture portuali. Dopo i fatti che sono successi l'11 settembre del 2001 che tutti noi conosciamo, ci siamo specializzati in particolar modo in quel settore lì.
Con grande orgoglio posso dire che controlliamo dal punto di vista della security tutto l'Alto Adriatico, da San Giorgio di Nogaro fino alla piattaforma logistica di Muggia, in particolar modo con il servizio di security, quindi è un particolare servizio che richiede una certa professionalità da parte delle guardie giurate attraverso dei corsi di specializzazione, il cosiddetto decreto ministeriale 154 che è stato recepito dalla Comunità Europea e poi dalla nazione Italia facente parte della Comunità Europea è denominato il decreto ministeriale 154. Questo ci permette di poter lavorare in materia di security. In poche parole, sostanzialmente qual è la nostra attività? La nostra attività è quella di controllare il bene pubblico e privato attraverso varie forme, che sono il piantonamento, le ispezioni notturne attraverso mezzi e attraverso macchine, controllo attraverso videosorveglianza, tutto dirottato alla nostra centrale operativa che custodisce, segue tutte quelle che sono le attività lavorative delle guardie giurate. Ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante, è da allora, parlo dal 1960-70 che noi aderiamo al mondo delle cooperative, un mondo in cui c'è una forte aggregazione, una grande aggregazione nazionale dal quale ho ricevuto e ho dato tutto quello che è stato possibile in termini di collaborazione. Crescente necessità di ridurre i cambiamenti climatici e portare a un miglioramento dell'ambiente ha portato l'agricoltura verso un nuovo modello, un nuovo approccio più sostenibile e innovativo. Le aziende e le cooperative agricole guardano con particolare attenzione alla salubrità alimentare e alla sicurezza del consumatore, a ridurre quelli che sono gli impatti sull'ambiente e a preservare le caratteristiche del suolo e delle risorse. In tutto questo contesto la chimica verde interviene e può portare un importante contributo, in particolare attraverso coltivazione di piante miglioratrici, coltivazione di piante in grado di produrre sostanze bioattive, attraverso la coltivazione di piante ad uso agroenergetico. La cooperativa sorveglianza diurna notturna è composta da circa 250 di personale, tra cui guardie giurate armate e addetti non armati. No? Allora, il fulcro della cooperativa è qui la centrale operativa, di cui si occupa del coordinamento di tutte le guardie e gli addetti in servizio nel territorio sia di Trieste che della regione. Il personale in pratica, in sostanza, controlla tutte le varie tipologie di servizio che noi offriamo ai nostri clienti, quindi che va dal piantonamento, dal pattugliamento, dai controlli da remoto tramite i sistemi di videosorveglianza, l'intervento in caso di un probabile furto che può avvenire nelle varie abitazioni, nei vari magazzini, insomma tutti i clienti che fanno parte della sorveglianza diurna notturna. In particolare siamo specializzati nella port security. Nel 2009 è uscito un decreto ministeriale 154 in cui è previsto che in quegli ambiti specifici di navi passeggeri, come ad esempio la stazione marittima, che credo tutta la cittadinanza di Trieste è a conoscenza, operino guardie giurate. Ma non le classiche guardie giurate che devono avere ovviamente il decreto, ma devono essere specializzate, devono fare un corso di 40 ore con un ente certificato e devono passare un esame della commissione nominata dal prefetto, in cui fanno parte le varie autorità. Passando questo esame hanno un titolo, appunto il decreto ministeriale 154, che consente loro di operare alla stazione marittima o ai termini, per esempio adesso siamo Falcone, anche ci sono le navi da crociera, no?
E la nostra formazione nel tempo è sempre migliorata, ci siamo adeguati ai corsi di primo soccorso, antincendio, ovviamente i corsi obbligatori, e tutto questo ha fatto modo che noi crescessimo come guardie giurate, come addetti, tutto il personale della sorveglianza di UNOTURNA, specialmente negli ultimi 10 anni. Questo ha fatto sì anche che ci siamo certificati ad altre norme. La obbligatoria è la 9001 sulla qualità, sulla soddisfazione del cliente, poi è venuta obbligatoria anche il 10891, una certificazione per gli istituti di vigilanza. Noi abbiamo ritenuto opportuno di migliorare la nostra formazione, ci siamo certificati anche per l'ambiente, la 14001, e per la sicurezza e salute sul posto di lavoro. E l'altro anno ci siamo certificati alla SA 8000, che è la responsabilità sociale per gli addetti. La formazione continua sia per i nostri soci che per dare la soddisfazione al cliente e per professionalizzare i nostri operatori.